su questo aspetto. Telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei, Fioravanti e il suo ospite, Piero Rosero. Buongiorno. Prima, 10 minuti fa, 12, su un giornale c'era la fotografia di Umberto Bossi, il figlio, e un'altra signora con mano al petto. Quella era Miss Padania. Beh, non importa che sia sta. Steve ha detto che i grandi imprenditori sono contenti, chi fiori No, dentro. si lamentano quando non c'è il ricambio generazionale. Va bene, sì. Però una cosa, mi ricordo il povero Agnelli, che è morto, quello col tumore, è andato in fabbrica come operaio a vedere la gavetta. Qui hanno nominato, dovevano prima di nominare consigliere regionale fare la gavetta di semplice consigliere comunale, imparare la politica dalla base, non buttarlo lì sulla papa fatta. Ma che storie è queste? È una vergogna. Però merita la risposta su Renzo Bossi, mi sembra corretto darla perché ha detto una cosa. Prego. Guardi, mio figlio sta vivendo a Pane Lega, ha 13 anni ed è sempre in mezzo alla Lega. Questo per dire cosa? Che anche Renzo Bossi potrebbe dargli anche una vita migliore, però. Ha vissuto a Pane Lega, nel senso che da quando è nato vive la politica e soprattutto la politica della Lega, quindi al di là dei passaggi in comune, primo. Secondo, Renzo Bossi è consigliere regionale perché, adesso non so se 15.000 o 20.000 cittadini hanno scritto il suo nome, quindi è andato col proporzionale. È chiaro che scrivere Bossi può essere più facile, però ovvio. È andato comunque al giudizio degli elettori, non è che come tutti i cittadini, come lo farà anche il figlio di Di Pietro domani altro alle elezioni, va, si confronta e se scrivono il suo nome è giusto che vada su, non capisco questo venerdì accanimento. ironizza chiamandoli figli di un Dio maggiore. Non devono nemmeno essere figli di un Dio minore e vedersi vietato l'accesso perché sono figli di, perché se no non sarebbe giusto. Allora